Una Roma rigorosa, titola la Gazzetta dello Sport. Direi che possiamo chiudere il video, ci Ecco. vediamo la prossima volta. Ecco, no, sapevo, aspettavo la reazione di Davide. Bentornato a Chiacchiere da Bar. Hai visto, salutiamo Antonio come sempre di Neruda Caffè. Buongiorno. Un bentornato a Davide, un consueto bentornato a Jessica, ormai mi accompagna in questi appuntamenti perché abbiamo l'infortunio a data da destinarci per i tempi di recupero di Stefano Pontoni che non sappiamo ancora darvi le tempistiche. Ciao Jessica. Però salutiamo. Ciao Ale, ciao a tutti. Allora, partita, andiamo a commentarla. Una Roma rigorosa, dice appunto la Gazzetta, rimonta all'Udinese, dopo 9 mesi vince la trasferta da Udine a Udine. Sembrava veramente che tutto che i tasselli del puzzle perfetti per un film per celebrare la Roma, il ritorno della Roma, una Roma che secondo me, per carità, non ha meritato di vincere, però l'Udinese non ha fatto nulla per meritare di non perdere. Ok, io la metto così, perché quando la Roma si presenta con le seconde linee totali, perché ha fatto un turnover clamoroso, tranne Dobbik e Koné, Mancini, tutti gli altri con un turnover, io mi aspettavo qualcosa di più, sinceramente. Sì, Davide. devo dire che comunque Baldanzi è una signora seconda linea, cioè da avercela da noi una seconda linea del genere. Tralasciando questo, però sì, non era una Roma imbattibile, questo l'abbiamo capito tutti, l'abbiamo visto tutti. Ma sai, una gara francamente da sensazioni era una gara da pareggio, cioè non c'avevi quella sensazione che un episodio, cioè sì, un episodio poteva sbloccare le cose ed sono arrivati due e quando dobbiamo farci male da soli noi veniamo benissimo, c'è da dire questo. Purtroppo nella ripresa, non lo so, forse dopo un primo tempo fatto discretamente, non vedendo una Roma particolarmente arrembante, è stata un Udinese che se l'è sentita un po' troppo sicura, l'hai sbloccata nel finale del primo tempo, hai chiuso quasi tutti gli spazi per la Roma, forse hai avuto quell'eccesso di sicurezza che ti porta a fare degli errori, soprattutto quando, con tutto il rispetto, soprattutto quando c'è Cabasele che sappiamo perfettamente che nelle gerarchie è molto indietro e c'è un motivo, cioè c'è un motivo se gioca Solé o se gioca Touré. Poi purtroppo c'è da registrare anche il fatto che Touré lo perderemo per X tempo, nel senso che aspettiamo di dire per quanto, perché ci sono gli esami strumentali da fare, però la sensazione è che sia qualcosa di grave. Quella è stata una tegola brutta, perché anche nei cambi ti ha tolto uno slot e qua in questa partita, in una partita così brutta, diciamocelo chiaramente, è stata una partita brutta da vedere, poi non so, magari mi smentirete, ma non ho visto uno spettacolo particolarmente edificante. I cambi fanno la differenza, avere uno slot in meno ti fa avere anche meno idee da un certo punto di vista, perché francamente io Sanchez con uno slot in più gli avrei dato mezz'ora, perché la sensazione mia, e passo poi la palla a Jesse, è che Sanchez adesso per come è fatto, per come è strutturato, per che tipo di giocatore è, se lo metti per 10 minuti non ce la fa a incidere, gli serve 20, mezz'ora, deve entrare in ritmo per poter fare qualcosa. Sì, credo che alla fine sono d'accordo con quanto hai detto. Relativamente a Sanchez, credo che sì, 10 minuti per lui siano riduttivi, può fare ben poco, soprattutto in una partita poi bloccata come era quella di ieri. Un commento sulla partita, ho visto sinceramente la solita Udinese, no? Che fa un gol quasi per caso con quella punizione di Lovric capitata sui piedi di Lucca, e poi le ingenuità che costringono la squadra a soccombere. 2 rigori, poi la Roma brava comunque a realizzarli, perché non è detto che se ti danno un rigore vinci, poi devi essere anche bravo a realizzarlo. Però sì, 2 ingenuità che paghiamo caro. Io credo che in questa squadra a turno, no, settimana dopo settimana, si giocano la carta, diciamo, imprevisto. Una volta è Cabasele, l'altra volta è Zibue, l'altra volta è Camarà. Ogni weekend c'è qualcuno che la combina, in questo caso l'hanno combinata per 2 volte, prima Cabasele poi Sava. Detto ciò, non è stata comunque una bella partita, mi accodo a quanto avete detto. Una Roma che non ha fatto niente di eccezionale, ma che però col minimo sforzo ha portato a casa l'intera posta in palio. Mi faccio una domanda subito per andare su temi un po' più che scottano, ecco, diciamo così. A mente fredda, dopo questi 90 minuti da rosso in pagella, perché veramente secondo me
vuoi per errori individuali, vuoi per prestazione totale, eccetera, eccetera, non è un Udinese che possiamo salvare, salvo forse qualche rarissimo caso. Quanta colpa c'è in Costa Runjaic per la sconfitta contro la Roma? Vado io per primo. Contro la Roma nello specifico non lo so. È un mister che ultimamente sta prendendo qualche scelta che non mi piace, questo è fuori discussione, perché è partito con un calcio molto aggressivo, andando a prendere alto gli avversari, cercando di imporre il proprio gioco, e mi sembra un po' alla volta si stia rinchiudendo invece negli soliti schemi che abbiamo visto di Udinese, senza andare troppo lontano, targata sotto il cioffi Cannavaro, ma non è che con Gotti vedessimo calcio champagne, era più o meno sempre lo stesso schema a livello di filosofia di gioco. Contro la Roma, sai, andare con un tridente mettendo Sanchez dopo la prestazione con il Como, non lo so, sarebbe stato un po' strano perché non ha fatto una bella partita Sanchez a Como, francamente. E lanciare Iker Bravo o Pafundi dal primo minuto in questa situazione sarebbe stato un po' particolare. Secondo me è un tecnico che deve cominciare comunque ad adattare un po' la squadra che ha all'avversario di turno. Col Como era il momento del tridente, con la Roma no. E poi capisco che la gente si sta un po' stufando perché con la Roma, parliamoci chiaro, abbiamo rivisto l'Udinese di Cannavaro, tutti belli chiusi dietro, in transizione, piano efficace, però ci sta che quando hai fatto tante promesse poi alla lunga ti innervosisci e chiedi ma il calcio propositivo che doveva portare dov'è? La famosa pressione alta, i tridenti dove sono? Vedremo, perché tutto sta andando nella direzione invece di una difesa a 4, tutto sta andando nella direzione di un tridente, perché lo stesso Nani ha detto, cioè, il tridente potrebbe arrivare anche prima del finale della stagione, non è detto che prima della salvezza, non è detto che vada fatto ai 40 punti, cioè si può provare qualcosa di diverso nelle partite dove puoi farlo, però ieri non lo so se era la gara adatta. Col Como Sì, sicuramente sì. diciamo che rimane un po' tutto a livello teorico, no? Perché parliamo di tridente, di difesa a 4, però alla fine Runjaic ogni weekend propone, no, lo stesso modulo, lo stesso impianto tattico, il solito 3-5-2. Alla fine l'Udinese ieri secondo me ha creato anche poco, no? Perché se andiamo a vedere, a parte il gol e il tiro di Pagero che poteva servire al centro dell'area, uno tra Lovric e Toven, non è che abbiamo poi creato così tanto. E intanto sì, mi sento di dire che alla fine, ecco, rimane tutta Grazie. teoria. Prego. Io intanto ringrazio sempre, gentilissimi, no, che ci portano il caffè, grazie mille Nadia di Neruda Caffè, perché se volete voi anche bere un caffè con, piccolo claim pubblicitario, poi torniamo a parlare, volete anche voi bere il caffè con noi, Neruda Caffè, vi ricordo, il giorno dopo il post partita dell'Udinese, quindi prossima settimana si gioca di sabato, ma facciamo comunque di lunedì perché domenica mattina si è riposato anche il signore, quindi diciamo che ci possiamo riposare anche noi. Livello gazzetta. Battute livello gazzetta, sottolinea Davide, però ce l'ho qua davanti, è stato influenzato. Vai Jesse, scusa, continua. No, stavo dicendo relativamente appunto alla partita di ieri, sempre questo modulo, ne avevamo parlato noi due, no? A warm up venerdì, e io ti avevo detto che non ero convinto Runjaic avrebbe cambiato qualcosa a livello tattico, così è stato, sempre il solito 3-5-2, avevamo azzeccato anche la formazione, no? Avevo previsto Zemmour al posto di Camara e Touré in difesa. E sì, anche i cambi della panchina secondo me poi non hanno dato tutto quella marcia in più. Ecco, Atà non è entrato benissimo, Kellenkamp comunque non ha creato tanto, si è giocato addirittura la carta Pafundi, no? Runjaic nel finale, facendogli fare il suo esordio in questa stagione. Quindi sì, non so, prima tu hai chiesto quante colpe a Runjaic, per questa partita secondo me alla fine se andiamo a vedere poche, perché comunque i rigori non li ha causati lui. Condivido, però ti dico una cosa, ed è quello che mi riallaccio in genere ai vostri discorsi, cioè prima quello che dice Davide ma poi anche a quello che ha detto Jesse. Cito un grande collega che ha detto una roba che mi ha fatto molto riflettere, però ha molto ragione, ok? E quindi salutiamo Stefano Martorano del Messaggero Veneto, che mi ha fatto pensare e ragionare su questa cosa qua. Mi fa, quando tu il mercoledì
azzecchi già la probabile che giocherà la domenica, vuol dire che sei morto. Cioè sei una squadra finita. Cioè nel senso, spieghiamo, cioè sei una squadra che ormai è prevedibile, facile da leggere per gli avversari e che non ha una progettualità, diciamo, per uno sviluppo, per un miglioramento. Se già il mercoledì noi addetti ai lavori dall'esterno, senza vedere gli allenamenti, riusciamo già a capire come giocherà la domenica dopo. E effettivamente Jesse ha citato venerdì, ma il sentore era già, ce l'avevano già anche mercoledì, di questa squadra che sapevano già avrebbe giocato il 3-5-2 con Luca Toven davanti. E qua mi collego allora a quello che ha detto Davide. Queste promesse del coraggio dove stanno? Perché tu mi dici, e avete detto entrambi, magari Rooney c'ha poche colpe con la Roma perché il tridente lo poteva provare col Como. Convinto, ci sta, forse delle due era quella dove potevi usare di più. Però, io ripeto, hai perso 4-1 col Como, giochi con la Roma. Se perdi con la Roma non penso succeda un caso di stato, perché comunque è una big, vuoi non vuoi, comunque ci può stare perdere con la Roma nell'arco di una stagione, cioè non è una roba che non è mai successa nella storia dell'Udinese. E allora hai perso 4-1 per dare una ventata d'aria fresca. La domanda che avevo fatto anche io in conferenza è: hai in mente qualche cambio per dare anche, non dico di per forza di modulo, anche se io avrei giocato col tridente con la Roma, perché tanto peggio di col Como non potevi fare. Almeno metti il tridente, perdi 3-0 perché non è equilibrio, va bene, però dice almeno ci ho provato, vi ho fatto vedere perché non uso il tridente. E almeno dicevamo tutti dicevamo perché gioca Zibue, perché gioca Zibue, adesso ecco perché giocava Zibue, perché non metti il tridente, perché non metti il tridente, magari lo mette, perdi 4-0 col Venezia e dici ecco perché non lo mette, perché non ha equilibrio. Benissimo, ma finché non lo vedi non lo sai. Ma forse anche lui stesso, perché c'è differenza tra provarlo in allenamento e provarlo contro un avversario in Serie A. Quindi quello dico. Secondo me con la Roma era la partita esatta per provare, per fare quel qualcosa in più che anche con la Roma non abbiamo visto. E allora qui mi cominciano a venire delle preoccupazioni, perché io dico il signor Sanchez, il signor Toven, no? Come li valorizzi al meglio? Perché Toven, il miglior Toven che abbiamo visto, Toven tornato a quelli ai livelli del Marsiglia, quando? Le prime 10 partite. Giocavi col 3-4-2 con Brenner. A fianco aveva Brenner. Mettigli a fianco Sanchez. Io non dico di passare a 4, anche se come ha detto Davide, ci sono tutti i presupposti per passare a 4, perché l'infortunio di Touré ti dice Ciccio, passa a 4. L'infortunio di Touré ti dice Ciccio, non puoi più giocare a 3, perché non hai più i cambi. Devi passare a 4. Quindi in realtà ci sta più la via del 4-3-3, scusate. Però io dico, se non ti dà equilibrio e l'equilibrio per te lo trovi con la difesa 3, va benissimo, ma metti questo 3-4-2-1, quel coraggio che abbiamo visto inizio stagione, che l'Udinese era imprevedibile, non riuscivamo a azzeccarla probabile. E ritorno al discorso del nostro collega Stefano Martonano, noi il mercoledì a inizio campionato non azzeccavi mai la probabile, ti sorprendeva e metteva Kellenkamp dietro le punte, poi Kellenkamp mediano, e poi metteva quelle, e poi metteva quell'altro, Brenner sì, Brenner no, una volta metteva Iker Bravo, e dicevi cavolo, non azzecco mai. E allora quella era una cosa positiva. A me questo discorso che mi ha fatto Stefano mi ha fatto molto riflettere. Non so cosa ne pensate voi. Vai Davide, parla. Ma in realtà mi hai tolto il pensiero di testa, nel senso che quando avete detto la formazione l'avevamo azzeccata venerdì, che se ci pensi era la stessa che ho mandato poi io anche poco prima senza consultarvi, quindi evidentemente era un'idea che avevamo tutti ed evidentemente forse anche Claudio Ranieri quando faceva come gioco, vabbè l'Udinese giocherà così, e probabilmente ci ha anche preso. Che era un po' il vantaggio per noi addetti ai lavori l'anno scorso l'azzeccavamo sempre la formazione, tanto era sempre quella. Ma per mancanza di uomini. Sì, per mancanza di uomini, però c'è da dire che in alcuni frangenti ha anche un po' di idea. Sì, però con tutto il rispetto, io adesso diamo a Cioffi quel che è di Cioffi. No, vabbè, non c'era solo Cioffi. Vabbè, ti prendo, è quello che ha allenato di più l'anno scorso. La azzeccavano sempre. Grazie, avevi Pereira rotto, in attacco avevi Toven, Luca, Success. Gli attaccanti erano risicati. Giocavano quei due, ovvio, quest'anno puoi variare, puoi sorprenderci ogni volta. Però sai, quel breve periodo in cui li abbiamo avuti, non è che dici azzardiamo qualcosa, si fa sempre così. Poi sono stati pochi momenti fugaci e stiamo tornando più o meno un po' là, e secondo me la rosa ne soffre, perché non lo so. Allora, i tecnici si valutano sempre sul lungo per tanti motivi. Si valutano anche sul lungo per come gestisci lo spogliatoio e come spieghi le tue scelte ai giocatori. E io ho la sensazione netta che ci siano dei ragazzi, faccio 3 nomi, poi
Vai Davide, Come dire, vai. con tanti motivi. Sbottonati. No, che ho freddo. Sbottonati, Ho freddo. fammi i nomi. Sono una persona freddolosa. E ci sono Sanchez e Kellenkamp e Iker Bravo, tutti e tre, per tre motivi diversi, giustificabili o meno, secondo me più che esaltarsi si stanno ingrigendo. Cioè ieri Kellenkamp è subentrato e sì, non ha creato per cattiveria, poteva fare anche a meno subentrando in quel modo. Cioè almeno a lo vedevi un po' attivo, non ha entusiasmato assolutamente, però ci provava. Stessa cosa ha fatto Pafundi, ha tentato di fare qualcosa, nulla di eclatante, ma ha cercato di incidere. Ci sono dei ragazzi invece che per come sta gestendo le cose Runjaic, anziché esaltarsi, anziché continuare il loro percorso, sta tornando all'indietro. Tenendo in stand by, perché sennò poi per Jesse diventa troppo lungo commentare. Ieri gli esterni male, Rui Modesto vabbè, mi può andare bene che Rui Modesto non sia ficcante. Zemura mi deve fare qualcosa in più. Cioè, Zemura dopo 2 mesi di percorso di crescita positiva non può fare una partita così statica e così apatica. Zemura credo che l'unico spunto che abbia avuto l'ha avuto in quella punizione contro il Lecce, se non sbaglio. Per il resto Modesto, ok, poco ficcante, però ricordiamo che ha perso anche il pallone dal quale poi è nato il gol del raddoppio, no? Con quel passaggio intercettato. Mi accodo a quanto detto da Davide. Vabbè, sembra che gettiamo sempre la croce sugli esterni, ma è un po' così, cioè, lo sappiamo, lo sanno anche, lo sa anche il caffè, lo sa anche il tavolo. Il problema dell'Udinese è quello, non giriamoci intorno, no? Possiamo parlare di quello che vogliamo, però il problema è quello. E ripeto, anche ha fatto alcuni nomi interessanti Davide, parlando di Kellenkamp, parlando dello stesso Sanchez e parlando di Iker Bravo. Cioè, questo ragazzo che è stato MVP dell'ultimo europeo Under 19 è venuto qua, ha giocato delle belle partite inizialmente, ha segnato a Venezia giocando da titolare e poi è finito nel dimenticatoio perché ha giocato 10 minuti alla volta, ieri non è neanche entrato. Vorrei capire quali sono i progetti, no? Anche sul suo sviluppo, sulla sua crescita. Ecco, questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso. Non vorrei che cadesse nel dimenticatoio anche questo giocatore, perché sarebbe un gran peccato. Sì, io prendo un attimo l'assist di Davide e faccio alla ricerca non di Chloé ma del coraggio perduto, perché ragazzi è quella secondo me la chiave tra l'Udinese tanto bella dei primi 2 mesi e l'Udinese di adesso. Perché io dico una cosa e qua comincio a mettere i primi semini di un discorso che magari maturerà a fine stagione, però metto i primi semini già adesso, 28, oggi è 28 gennaio, 27-28, vabbè, sono già perso il conto, 27 gennaio 27. Lo dico già oggi, giornata della memoria, quindi io metto oggi così ce lo ricordiamo, basta battute. Siamo a 5 mesi dall'arrivo di Runjaic, più o meno, ok. Adesso bisognava cominciare a vedere i primi frutti del suo lavoro, che è un lavoro, ricordiamo, pluriennale. Ok? La società gli ha dato 2 anni di tempo, vuol costruire con lui un ciclo virtuoso, parole di Gino Pozzo. Quindi io cito tutto, non è che non è nulla da fare nel mio sacco. Però a gennaio i primi frutti del suo lavoro bisogna cominciare a vederli. Quello che ha detto Davide prima è sconcertante. Mi sembra l'Udinese di Cannavaro, mi sembra l'Udinese di Cioffi, mi sembra l'Udinese di Sottile. Allora, che frutti del lavoro stiamo vedendo? Cioè, allora la mia domanda è: che lavoro è stato fatto in questi primi mesi? Perché se io già adesso non vedo i primi frutti, qualcosa mi preoccupa. Premessa: nessuno dice devi giocare 4-2-4, iperoffensivi, fantasia, eccetera, cioè, probabilmente non hai neanche i giocatori per farlo. Però, altra riflessione che faccio e poi sento i vostri pareri. Se non riesci a vincere, e non è una cosa che ti chiedo Audi, diciamo che nessuno gli è arrivato qua e gli ha detto quest'anno porci di Champions League, nessuno gli ha chiesto questo, gli ha detto salvati, tranquillo e vediamo. Questo gli ha come obiettivo sportivo, però gli hanno dato un altro obiettivo: valorizza i giocatori che abbiamo, perché molti di questi poi noi per nostra filosofia li rivenderemo e ci faremo una plusvalenza. Ora, a parte il signor Lorenzo Lucca che segna perché è forte,
non perché lo fanno segnare, perché non gli mettono un cross decente, segna perché è forte, 8 gol come tutto l'anno scorso, e l'ha detto lui stesso a Sport Week questa settimana. È chiaro che se giocassi nell'Inter farei molti più gol, l'ha detto lui, Sì. l'ha detto lui. No, io sto solo citando parole degli altri, l'ha detto lui. Ma il signor Bigliol non è valorizzato quest'anno, anzi, lasciamo Coia da parte perché sappiamo i motivi. Il signor Pagero, il signor Lovric, il signor Zemura, e potrei andare avanti, ma mi fermo perché sennò devo elencare quasi tutta la squadra. Allora io dico, non vedo i frutti del tuo lavoro. Benissimo, dal punto di vista dei risultati sportivi ancora non vedo quel lavoro, quel progetto che mi porta a ambire a qualcosa di più. Allora l'altra parte del tuo lavoro era valorizzare il materiale umano di valore che hai, perché comunque qualche giocatore interessante anche da vendere ce l'hai, e a parte Luca non sta vendendo neanche quello. Questo semino io lo metto oggi 27 gennaio. Io dico occhio, perché se arriviamo a giugno e non vai né da una parte in positivo, cioè già non vedi frutti di un lavoro sportivo e non vedi anche frutti di un lavoro di valorizzazione, prego, non vedi frutti neanche di un valorizzazione dei giocatori, io dico occhio, perché l'Udinese, soprattutto questa cosa di valorizzare i giocatori, è molto importante, molto importante. Sì, se posso dire la mia, vedo una squadra che più che migliorare sta regredendo, più passano le settimane, ma sia a livello di risultati, e quelli sono un po' sotto gli occhi di tutti e lo dicono i numeri, anche a livello di gioco, che effettivamente io un'idea di gioco non la sto vedendo, forse l'ho vista 3 partite all'inizio della stagione, poi non ho più visto un'idea, ma che anche a livello di giocatori. Tu hai fatto una lunga lista di quelli che sono... Mi è venuto in mente anche Ecco, lo stavo giusto per dire. Una lunga lista di giocatori regrediti. Nella lista invece corta dei giocatori che stanno migliorando ci metto Luca e Christensen, appunto. Non mi vengono in mente altri giocatori che probabilmente stanno facendo bene o comunque stanno migliorando il loro rendimento, mentre sì, è lunghissima la lista dei giocatori che stanno regredendo, perché Biol, se non la combina ogni partita, poco ci manca. Comunque non è quel difensore solido, affidabile che abbiamo visto nella scorsa stagione. Gli esterni non ne parliamo, a centrocampo Lovric sta regredendo più che migliorare, Pagero la stessa cosa. Ecco, forse anche Karlström, dai, aggiungiamo anche lui alla short list con Luca e Christensen, però per il resto sì, un poco miglioramento e tanto regredire, lo ripeto, sia dal punto di vista collettivo che individuale. Vai Davide, sbottonati. Se ti ricordi un po' di settimane fa ti dissi in conferenza stampa, Runjic per stile mi ricorda Gotti, e più o meno siamo sempre là. Gotti sfruttava quello che aveva, qualche passo avanti di qualche ragazzo, i punti te li portava un po' a casa, ma non è che ti entusiasmava quello che vedevi poi in campo, tant'è che alla fine dopo 2 anni fatti di 2 spezzoni e un anno intero l'hai cambiato, perché va bene o tutto, ma non sei una squadra fatta solo per vivacchiare, sei una squadra che comunque deve ottenere risultati facendo crescere il materiale a disposizione. C'erano dei signori che si chiamavano Udogie Molina con Gotti, che poi con Cioffi sono esplosi. Diamo anche qualche merito a quel povero allenatore di Cioffi, oltre che solo critiche. Cioè, comunque alla fine, per dire, alcuni ragazzi li ha valorizzati. Paradossalmente l'Udinese più bella che abbiamo visto post Europa è quella con Cioffi. Sì, a livello di spettacolo sì. Quindi io metto il mirino sul fatto che stiamo forse capendo la dimensione di alcuni ragazzi. Cioè io penso a Biol. Abbiamo visto Biol con Neuen Perez, Biol da solo e Biol con Solé. Qual è stato il Biol migliore? Quello con Solé e quello con Perez. Certo. Da solo non ce la fa, non è un leader. Che non è una, Perez e Beccao, Sì, metterei in mezzo anche lui, che dava il suo Evidentemente lui non può fare il leader della difesa, che non è una colpa, sono caratteristiche. Evidentemente lui rende al meglio se ha un altro giocatore carismatico a fianco. E Pagero e Lovric non hanno ancora capito cosa serve a certi livelli per determinare, perché il giocatore che vuole determinare ieri non la tira, la passa.
Pagero, io ho messo un voto negativo per quello, perché ha messo tanta sostanza, però ragazzi, hai poche occasioni, non puoi buttarle via così, Esatto. cioè la lucidità, se vuoi essere come dicevi tu, per determinare, ti serve anche lucidità nei momenti chiave. Un grande tecnico mi ha sempre martellato sul il grande giocatore non è quello che fa la giocata spettacolare, ma è quello che determina. Ieri se Pagero avesse fatto quell'assist non dico che sarebbe stato MVP, però sarebbe stato tra i migliori in campo. Lovric, terzo anno qui, non è solo Rounic che l'ha allenato, ormai l'hanno allenato un po' di Sottile, tecnici. Non sai mai che Lovric avrà in campo. Avrai il Lovric versione tiro qualunque cosa mi passa tra i piedi, avrò il Lovric faccio passaggi, geometrie ma non tiro mai, che Lovric avrò in campo. E probabilmente, non lo so se sarà Rounic il tecnico adatto, però a certi ragazzi che abbiamo in rosa, tanti, ma perché anche il calcio è cambiato, bisogna probabilmente essere un po' più martellanti, bisogna incominciare a imbrigliarli più in certe situazioni, a fargli capire che in alcune situazioni bisogna passarla, in altre tirarla, più di concerto. Così a volte vedi una squadra che ha tante iniziative personali, magari anche interessanti, però poi nel gioco di squadra arrivano le pecche. Perché ieri, tornando sempre alla gara di ieri, per esempio abbiamo visto un Thauvin che si allargava sistematicamente sulle due fasce e spesso i compagni di reparto in quel caso, ovvero Zemura e Rui Modesto, lo fissavano anziché fare i movimenti. Io ho visto un Thauvin sbuffare, sbracciarsi tanto ieri, cioè come dire ragazzi, però io posso anche correre più di tutti, venire a prendere la palla a centrocampo, però cioè una mano datemela. Oppure le però volte che passatemela, le volte che sono libero. Lì c'è un bel po' del tecnico ovviamente, però ci deve essere anche un po' di cioè deve essere anche un po' il giocatore che ha un po' di... Ma no, perché nelle prime 10 partite di campionato Thauvin era uno dei giocatori più No, forti della Serie A. non con Thauvin, intendo con gli altri. Scusa, Cioè, ho capito male io. Vedi, Thauvin sbuffa con Zemura e Rounic dice Zemura attacca lo spazio, vai, e invece spesso lo vediamo lì alla Gotti, lì fermo, che dà qualche indicazione a livello da tattico, e però poi devi anche un po' mordere, se no... Sì, diciamo che magari non è neanche nelle sue caratteristiche, no, per Zemura, che magari è più un giocatore che gioca a 4 dietro, però qua rientriamo nello stesso problema del solito, col 3-5-2 agli esterni sono chieste un certo tipo di caratteristiche che i nostri non hanno, secondo me, non hanno. Sorvoliamo fare il migliori e peggiori perché non voglio... Anche oggi, no, per la seconda volta di fila non voglio salta al banco. Vuoi farli? Dai, va bene, facciamo. Dai, non possiamo fare 2 puntate. Allora, Davide si sta sbottonando del tutto, allora vuole farli. Allora, partiamo con Jesse. Migliore e peggiore, veloce. Allora, il migliore ti dico Luca. Luca non solo per il gol, ma perché anche ha dimostrato che in una squadra dove gli arrivano pochi palloni, lui quei pochi palloni che ha li riesce sempre a buttare dentro. 8 gol in campionato non sono pochi, giocando nell'Udinese di adesso dove si costruisce ben poco. Il peggiore potrei indicarne tanti. Sono indeciso sinceramente perché è stata una partita fatta di episodi. Io come peggiore ti indicherei Cabasele perché il rigore, allora la mano lì non va tenuta. Nel calcio di adesso dove ti fischiano rigore per ogni cosa, la mano così alta non puoi tenerla. Purtroppo è un episodio che ha indirizzato poi dando coraggio alla Roma, che ha trovato con un altro episodio poi il rigore. Però se devo scegliere tra Cabasele e Sava mi sento di salvare il portiere, perché comunque una pezza in più di qualche occasione l'ha messa, e mi sento invece di mettere Cabasele tra i peggiori. Vuol dire Luca e Cabasele abbastanza, diciamo, sarebbe ripetitivo, nel senso è la cosa più logica per quanto visto in campo, quindi aggiungiamo 2 nomi. Grazie, perché così mi aumenti il lavoro post-edit. Aggiungiamo 2 nomi e assolutamente no, metti Luca e Cabasele come peggiori e migliori, però no, ovvio, nota ovvio, sotto scherzavo, io tra i migliori facciamoli incazzare i tifosi per una volta, facciamoli arrabbiare. Io ti metto Pafundi, ti metto Pafundi perché rispetto a tutti gli altri che ci schiavano, ho visto un ragazzo con voglia che torniamo al discorso di prima, poi per carità magari tra due partite e Spezzone e Pafundi cammina, dipende quanto gioca, dipenderà da tante cose, però è quella la voglia che vorrei in campo. E altro peggiore, io ti dico, a me Zemura ha deluso tanto, perché questa era la partita in cui poteva darmi la sensazione di aver finalmente fatto il passo avanti, perché
Camarà attaccato no, però Rugni ci dice Camarà ha giocato male, questa è la partita per Zemura, Esatto. croc, prestazione negativa, male, occasione molto decisamente buttata. Chiudo, Sava non gli punterò l'indice perché ieri gli ho visto fare il passo avanti che volevo. Ha sbagliato, però se non hai il coraggio di fare alcune cose non sbagli. L'ho accusato sempre, non esce, ha paura, si fa prendere dal panico. Invece ieri ha cercato di uscire, ha cercato di comandare la difesa, ha cercato in area di rigore di dire la sua. Poi su quell'uscita sì, non doveva farla così, assolutamente, ne siamo tutti consapevoli. L'importante è che non riaccada. In un percorso di crescita ha fatto un errore che ci sta, però mi ha fatto vedere che vuole migliorare anche in quello che è fondamentale per diventare un portiere da Serie A. Sì, siamo in chiusura e non abbiamo parlato di episodi arbitrali, ma è voluta questa cosa, perché io penso che al di là degli episodi ci possono essere i rigori, non ci possono essere i rigori, io penso che ci siano più demeriti dell'Udinese che cause maggiori di forze esterne che hanno determinato la sconfitta. Quindi lasciamo a altri posti, per esempio a Big Ben Bianconero, dove so già che si scateneranno di parlare di episodi arbitrali. Qua secondo me volevamo fare più un ragionamento così interno, perché la sconfitta è arrivata più per demeriti che per episodi arbitrali che hanno determinato, quello sì, c'è chi è d'accordo sul rigore, c'è chi non è d'accordo, però diciamo che Udinese non ha fatto nulla per non perdere. Vado in chiusura io, condivido con Jesse il discorso che ha fatto su Lucca, lo metto anch'io migliore, perché i grandi centravanti segnano anche quando hanno poche occasioni, condivido in pieno quello che ha detto Jesse, 16 gol in campionato con la maglia dell'Udinese senza mai avere una squadra che fa un gioco propositivo. Non è una cosa da lasciare così, da trascurare, perché veramente vuol dire che è un attaccante forte. Io quando ho letto se fosse l'Inter segnerei molto di più, io ci ho pensato e ho detto cavolo, è vero, questi dicono Lucca non è pronto per una big. Non so, perché secondo me un Lucca ma anche in una Juve, cioè non un Milan, non senza pensare a una delle migliori squadre d'Europa che è l'Inter, prendiamo una Juve o un Milan, farebbe 20 gol in ciabatte. Detto questo, peggiore, mi spiace mettere Cabasele, però è chiaro che io dico una cosa, è un giocatore che ovviamente ha superato un limite di età, quindi ormai non gli si permette più di sbagliare. È venuto per dare esperienza, è venuto per fare anche l'uomo spogliatoio, e allora il lavoro di uomo spogliatoio faccio fatica ancora a giudicarlo, perché in teoria non è lui il leader della squadra, quindi il suo lavoro all'interno dello spogliatoio, cioè da Padelli lo vedo per esempio, da Cabasele diciamo che non è il suo compito primario, ma in campo hai un compito, quando vieni chiamato in causa fare il tuo, il compitino. Nessuno ti chiede di fare Maldini, fare il compitino. Ogni volta che viene chiamato in causa, mi ricordo solo la partita col Como, dove effettivamente in casa, dove effettivamente ha fatto molto bene, per il resto ogni volta vediamo un Cabasele che arranca, un Cabasele dove i gol vengono dalla sua parte, e quindi è chiaro che ti viene anche il sospetto, come chiamano a Davide, di sospetto spam, viene anche a noi il sospetto che Cabasele forse non sia più un giocatore, cioè secondo me è un giocatore molto intelligente, che però purtroppo secondo me bisogna anche capire che va cambiato il suo ruolo, cioè purtroppo forse anche il ruolo di tappabuchi non è più adatto per lui. Probabilmente sì. Deve diventare un ruolo alla Padelli probabilmente, un uomo spogliatoio. No, ma io dico questo perché se quest'anno ha azzeccato una partita, e comunque è stato diverse volte chiamato in causa, se ne ha azzeccato solo una ed è il tappabuchi, capito? Mi viene da pensare questo. Detto questo, mentre Davide risponde a Trump, No, controllavo no, effettivamente uno spam, perché scherzo. sai. Allora, noi ci diamo appuntamento invece al prossimo lunedì. Rinvitiamo Davide perché sarà un derby per lui. E io probabilmente farò sciopero. No. Sì. Rinvitiamo Davide per parlare di Udinese-Venezia, sfida cruciale sia per il Venezia. Ti dirò ci sono e poi verrai qui col mio cartonato. ti dico già. Una gara cruciale, quindi ci rivediamo tutti lunedì mattina qui al Nerola Caffè per un altro episodio di Chiacchiere da Bar. Vi aspettiamo. Detto questo, grazie Davide, grazie Jesse. A voi. Grazie a te. Ciao a tutti. E un saluto.